Terza corsa dal Savio, 1600 metri per cavalli di 4 anni, 8 dietro l'autostart, 1 Dolly Jet, 2 Dotto dell'Est, 3 da Granite Dipa, 4 Domia V, 5 Dream Lady, 6 Dickens. Seconda linea 7 D'Ursamore SM, 8 Dollaro Light. Corsa Gentleman con i favori in chiusura per Dream Lady numero 5, ma molte simpatie anche per Dotto dell'Est, in una corsa comunque per nulla scontata. Andiamo a vedere le fasi di lancio. In partenza Dream Lady coglie grande avvio, sbaglia invece da Granit Dipa. Seconda posizione Dotto dell'Est, all'esterno rimane Domia V, che poi si getta di galoppo all'attacco della piegata. E così i due più attesi sono subito in prima e seconda posizione, Dream Lady e Dotto dell'Est. Più indietro cerca di rinvenire in terza posizione Dolly Jet. Intanto il quarto iniziale se ne va in 28,7, decisamente scatenato in avanti Dream Lady, che mantiene una ventina di metri abbondanti su Dotto dell'Est, completa in 44,1 i primi 600 metri di gara. Dream Lady in vantaggio nei confronti di Dotto dell'Est. Terza posizione per Domia V, che si è allora rimessa dopo l'errore. All'esterno intanto prova ad avanzare Dickens. 58,8 per gli 800, sempre scatenato in avanti Dream Lady, che si appresta a chiudere il chilometro. 1,13,7. Numero 1 Dolly Jet. Tanto la squalifica per Dolly Jet, prova ad avvicinarsi Dotto dell'Est a 500 dal palo, ma Dream Lady mantiene sempre due lunghezze e mezzo di margine al paletto dei 400 finali. Dotto dell'Est prova ad avvicinarsi, ora è in scia a Dream Lady, che ovviamente scatenandosi così sembra aver esaurito la benzina. Retta d'arrivo con Dotto dell'Est che aggredisce Dream Lady e passa all'esterno, mentre all'interno c'è il tentativo anche di Domia V, ma è Dotto dell'Est che viene a vincere. Secondo posto per Domia V, per il terzo forse Dickens riesce a piegare Dream Lady. 1,14,2 ragguaglio conclusivo, 36 a chiudere. Si era scatenata davvero Dream Lady in avanti. Dotto dell'Est e Matteo Zaccherini sono rimasti a distanza di sicurezza per poi avvicinarla ai 500 conclusivi e passare nettamente in vantaggio nel finale. La vittoria quindi per Dotto dell'Est, Matteo Zaccherini in sediolo per conto di Michela Racca e del signor Claudio Bagni.